A pochi giorni dall'udienza preliminare per l'omicidio di Serena Mollicone, fissata per il 15 gennaio, gli imputati Franco e Marco Mottola, ex maresciallo della caserma di Arce, e suo figlio, per la prima volta si difendono in una conferenza stampa respingendo ogni accusa. Io sono innocente, non ho mai fatto del male a Serena Mollicone, né so nulla sulla sua morte. Respingo ogni accusa. La mattina del 1° giugno non l'ho vista né in caserma né in altre parti. Non è venuta a cercarmi mai in caserma. Il brigadiere Santino Tuzzi non mi ha telefonato dalla caserma a casa mia e non mi ha avvisato di nulla. Dice una menzogna o si sbaglia quando dice di aver parlato con me. Preciso che ero presente al funerale di Serena. Ed ancora, in vita mia ho commesso degli errori e ho dato molti problemi alla mia famiglia, a mio padre, e di questo ho chiesto scusa a loro, come è giusto che sia. Abbiamo fiducia nella giustizia. Per il resto parleremo con i giudici. Personalmente respingo e respingiamo ogni accusa. Sono e siamo totalmente innocenti. Della morte di Serena e di ogni azione criminale legata a lei non so e non sappiamo nulla. Comunque, se Serena realmente doveva andare a parlare con mio figlio, non c'era bisogno che si facesse vedere dal piantone della caserma. Poteva citofonare direttamente all'alloggio, avendo un ingresso indipendente e un citofono indipendente per accedere agli alloggi. Quindi non era il caso, non c'era bisogno che suonassi in caserma per accedere a casa mia. Questo è giusto per poi. Poi, chi collega la morte di Santino Tuzzi al fatto che qualche giorno dopo doveva avere un confronto con me, dice una sciocchezza enorme, basata sulla voglia di calunniare e costruire fantasie, perché né io, né il mio difensore, né nessuno di noi era a conoscenza di questa cosa. A nessuno di noi è stato mai comunicato questa notizia, quindi è del tutto falsa e infondata. Per il resto parleremo con i giudici. Ci auguriamo che vengano scoperti l'assassino di Serena e gli eventuali complici. Ci siamo chiusi a riccio da quando ci siamo accorti che ci circondavano e ci sommergevano di facili accuse, di sospetti e dicerie. Oltre a Franco e Marco Mottola, accusati con la moglie dell'ex comandante della stazione di Arce Anna Maria di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, sono imputati anche l'appuntato scelto Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento personale in omicidio volontario, e il luogotenente Vincenzo Quatrale, accusato di concorso in omicidio volontario e istigazione al suicidio del collega brigadiere Santino Tuzzi. Al tavolo dei relatori della conferenza stampa l'intero pool di difesa della famiglia Mottola, costituito dal criminologo Carmelo Lavorino, dal consulente Enrico Degli Compagni, psicologo, e dal medico legale Antonio Della Valle, oltre all'avvocato Francesco Germani, difensore della famiglia Mottola. Noi riteniamo, in buona sostanza, che la linea adottata dalla Procura sia una linea accusatoria inconsistente perché non è basata su nessun elemento certo, oggettivo e inconfutabile. Già nelle carte vi è la prova provata dell'assoluta estraneità dei componenti della famiglia Mottola all'omicidio di Serena Mollicone.